ed è un piacere particolare presentare brevemente, perché non gli toglierò tempo, un collega ricercatore e amico che per conto mio vi parlerà di un tema di grande fascino, ma insomma non anticipo niente, lo vedrete. Mauro Bondioli, che è un ricercatore che collabora con l'Istituto per il Patrimonio Marittimo Ars Nautica, che ha sede in Croazia. È considerato il massimo esperto a livello mondiale di costruzione navale veneziana. Negli ultimi 20 anni si è dedicato al dialogo tra le fonti storiche d'archivio e le fonti archeologiche. E sulle fonti storiche posso testificare io, che è uno dei più assidui frequentatori dell'Archivio di Stato di Venezia, non in questo periodo, Mauro, purtroppo, ma nessuno. In qualità di consulente tecnico-storico ha partecipato agli scavi della galea del XIV secolo di San Marco in Boccalama, nella laguna di Venezia, e della fusta, quindi una nave da guerra, sempre veneziana del lago di Garda. Dal 2012 collabora con il team internazionale di archeologi diretto dalla professoressa Irena Radic Rossi, che penso potrete vedere in gran parte qui con noi questa sera, grazie, che lavora al relitto di una grande nave veneziana naufragata nel 1583 nelle acque di Zara Vecchia, relitto di cui ci andrà a parlare adesso. Grazie Mauro. Bene, buonasera a tutti, grazie al professor Luca Molà per la sua presentazione. Poteva magari dare un po' più enfasi alla mia importanza, ma comunque va bene così. Da parte mia vorrei ringraziare l'associazione Progetto Rialto per avermi invitato a illustrare un argomento per certi versi inconsueto. Potrà sembrarvi paradossale, ma vi assicuro che sono ben poche le occasioni a Venezia per parlare di storia della Repubblica in ambito marittimo, e ancor più rare sono le circostanze in cui raccontare delle sue navi. D'altra parte è noto che Venezia è in mezzo al deserto con i dromedari e le tende dei beduini. Ecco. Partito. Passiamo quindi a esporre alcune rapide note intorno alle nostre conoscenze sui commerci marittimi veneziani tra tardo medioevo e Rinascimento. Una breve introduzione in realtà dettata non solo dal tempo che ho a disposizione, dalle tante cose che ho da dire, ma soprattutto perché in effetti ben poco sappiamo riguardo ai volumi degli scambi commerciali in termini economico-finanziari, della quantità e della qualità delle merci, nonché delle attività degli stessi attori che ruotavano intorno ai traffici marittimi veneziani. Ovviamente del quadro generale abbiamo un'idea approssimativa, a tratti supportata da casi studio egregiamente approfonditi da alcuni grandi storici. In tale contesto dobbiamo però sottolineare che gli studi moderni si sono per la maggior parte accentrati sul periodo tardo medievale, ossia quello di massima espansione dei traffici della Repubblica, e più in particolare sul predominio, sulla presenza e sul predominio mercantile veneziano nel Mediterraneo orientale, un po' meno riguardo alla parte ovest e nord europea. In verità, riguardo a questi convogli di galere, si è studiato più gli aspetti legati agli appalti pubblici, cioè gli incanti, all'organizzazione e ai costi di gestione, piuttosto che sulle merci stesse. In ogni caso, come si può vedere dalla cartina che descrive le direttrici, quelle non sono rotte, sono direttrici, dei convogli tra la fine del 200 e la prima metà del 400, le galere veneziane fungevano da collegamento tra l'est e l'ovest, il sud e il nord d'Europa, dal Mar Nero a tutto il Mediterraneo fino a raggiungere il nord Europa, l'Inghilterra e le Fiandre. Rotte che comunque facevano sempre capo a Venezia, quindi Venezia è il centro di tutti questi traffici, un centro che conserva il suo monopolio. Ma qual era effettivamente la consistenza della potenza navale veneziana all'apice del suo successo, che più o meno tutti riconoscono essere intorno ai primi del 400?
Ci fornisce alcuni dati il cosiddetto testamento politico del Doge Tommaso Mocenigo, che secondo la tradizione storica venne pronunciato poco prima della sua morte, avvenuta nell'aprile del 1423. Stiamo parlando di 36.000 marinai, più gente di mare piuttosto che marinai specializzati, 3.000 imbarcazioni, presumibilmente di piccolo tonnellaggio, 300 navi di media e grande portata e 45 galee tra mercantili e militari. Nel 1423 non c'è ancora quella grande flotta militare che si svilupperà dopo il 1474 con l'apparizione nel Mediterraneo davanti a Negroponte di una flotta immensa di turchi, di ottomani, che stupirà i veneziani stessi. Questi numeri comunque vanno presi con grande prudenza e non alla lettera, ma in ogni caso si tratta di numeri certamente considerevoli per l'epoca. Nel Cinquecento la situazione è del tutto diversa. Il sistema delle mude e delle galee è definitivamente entrato in una profonda e irreversibile crisi e alla fine del secolo anche la flotta mercantile delle grandi navi a vela, sono notorie le cocche per esempio, ma ormai scomparse da tempo, sono state sostituite da galeoni e navi. E la produzione di queste navi tipicamente veneziane, cioè che veniva nella laguna, è ormai ridotta a poche unità, tanto che nel 1602 i cessari della mercanzia denunciano che nella flotta mercantile erano presenti solo 5 navi costruite a Venezia, mentre tutte le altre sono di origine straniera. Qui si dovrebbe entrare in un discorso tra che cosa significa esattamente, oppure anzi meglio, qual è la valenza giuridica dell'affermazione di navi veneziane rispetto alle navi dello Stato d'Amara. Però è un discorso molto complesso che vedremo mai di affrontare in un'altra sede. Il processo di declino, comunque, della cantieristica è già in atto dopo la guerra di Cipro del 1570-73, un conflitto che culminò con la perdita dell'isola, che era l'estremo avamposto veneziano nel Mediterraneo orientale. Qui vediamo un diagramma che ho eseguito dopo aver confrontato diverse fonti archivistiche, che mostra all'incirca la composizione della flotta mercantile di Venezia. Appunto da non confondere con la flotta dello Stato d'Amara, che è un'altra cosa. Questo diagramma riguarda gli anni 80 del Cinquecento. Come vedete, la metà della flotta si è già avviata a essere mischiata con navi di altre origini, che tra l'altro diventano veneziane per un processo di naturalizzazione. Una differenza che comunque vedremo sempre più accentuata man mano che c'è uno scadere del secolo. Mi dispiace, so che i diagrammi statistici non sono facilmente digeribili, mi scuso, ma credo che siano necessari. Questo diagramma rappresenta il numero di sovvenzioni, che erano dei prestiti a lungo termine, più o meno rimborsabili intorno ai 6-7 anni, sovvenzioni autorizzate dal governo agli armatori per procedere nella costruzione di navi di medio e grande tonnellaggio. Navi che erano già messe in cantiere, perché prima si avviava la costruzione e dopo ad un certo stadio di avanzato si chiedevano i prestiti allo Stato, le sovvenzioni statali. La maggior parte di queste navi erano 129 navi nell'arco degli anni che va dal 1535 al 1580, erano costruite per lo più nei cantieri di Venezia. Con il procedere degli anni verso la fine del secolo si autorizzano prestiti anche a navi costruite in altri luoghi come Custola, Corfù, Creta, eccetera. In ogni caso si tratta di un diagramma interessante perché
possiamo ricavare alcuni elementi interessanti per la storia, del traffico marittimo. In primo luogo, come è possibile vedere, non si oltrepassa mai il numero di 7 navi per anno, di nuove costruzioni. Questo potrebbe essere un possibile indicatore della capacità produttiva dei cantieri veneziani. In effetti gli spazi a Venezia non erano tanti, dove era possibile costruire grandi navi non erano tanti. Le fonti citano spesso gli scuoli di Sant'Antonio e di San Domenico, oggi in prossimità della Riva dei Sette Martiri. A fianco sono due spazi che fino a poco tempo fa erano due giardinetti abbastanza incolti, ora sono gestiti dalla Biennale, sulla riva oggi Sette Martiri. Un altro grosso cantiere è a San Nicolò del Lido. Meno frequenti sono i casi delle contrade di mezza volta e dietro a San Piero di Castello e dell'Angelo Raffaele, spazi in quest'ultimo caso che non esistono più. Ma a mio avviso questo dato, questo numero massimo di 7 navi, è anche un indicatore del numero abbastanza ridotto delle società armatrici che erano attività a Venezia e dell'entità anche delle loro flotte. Nella maggior parte dei casi queste società hanno la proprietà di una o due navi, mentre sono rari i casi di quelle che ne hanno 3 o 4. In secondo luogo osserviamo che durante la guerra del 1537-40 è in atto un'attività cantieristica minima, ma è sempre comunque attiva, mentre invece nella guerra del 1570-73 questa praticamente si riduce a zero, cioè tutti i cantieri sono praticamente fermi o comunque non avviano la costruzione di nuove navi. Oltre al naturale calo dei traffici dovuti alla guerra, tra i principali fenomeni di questo fatto possiamo aggiungere anche che durante la guerra del 70-73 il governo fa un maggior uso di navi mercantili rispetto alla guerra precedente per i trasporti logistici militari, e che la forza lavoro locale, Marangoni, cioè i carpentieri, calafati e segatori, è più impegnata in arsenale. Tutti sappiamo che qui in quella guerra si fece uno sforzo veramente notevole per la costruzione e l'armamento di una flotta gigantesca di galee. C'è però anche un altro fatto, che nella necessità di reperire rematori, il governo autorizzò l'armamento di una galea solo di Marangoni e Calafati. Un errore enorme che non venne più ripetuto, perché mettere a bordo di una galea 200 o 180 più o meno rematori, tutti esperti nella costruzione navale, creò non pochi problemi, anche perché ricordiamo che nel 76-77 ci fu la peste e dalle relazioni sappiamo che morirono molte di questi artigiani impegnati nella costruzione navale. Vediamo ora di analizzare però un altro diagramma, quello sui tonnellaggi della flotta mercantile veneziana. Ripeto, almeno quelle di media e grande portata coinvolte nel commercio marittimo internazionale, perché di quelle più piccole, soprattutto adibite al cabotaggio in Adriatico, le fonti archivistiche sono piuttosto scarne di informazioni. La stessa situazione frammentaria se l'abbiamo per gli anni 40 e 50, ecco perché in questo diagramma si parte dagli anni 60 con dati relativamente certi. In ogni caso balza agli occhi il dato riguardante la situazione della flotta mercantile nel 1568. Si tratta di dati
che probabilmente provengono da un elenco eseguito in seguito alle preoccupazioni per la tendenza negativa degli armatori a eseguire nuove costruzioni. Infatti, se guardiamo il diagramma di sotto, vediamo che dal 63 al 68 le nuove costruzioni vanno sempre più calando fino ad azzerarsi. Però scomponiamo il dato del tonnellaggio con un altro diagramma, l'ultimo per vostra fortuna, sulla distribuzione dei tonnellaggi delle navi nei vari anni. Osserviamo anche qui evidente che oltre al crollo degli anni 80-90 del 500, che la flotta mercantile del 1568 annovera più unità di grande tonnellaggio, dalle 700 alle 600 tonnellate, cioè 1200 o 1000 botti, rispetto al 1560. Siamo circa sull'ordine più o meno di una ventina di navi da 600 e 700 botti che fanno capire l'esplosione anche di una cantieristica impegnata in queste grandi navi. Teniamo presente una cosa, che quando si parla di navi da 700 botti, non si ha bene, da 700 tonnellate, non si ha bene l'idea di quanto fossero grandi. Dalla chiglia all'estremità superiore della poppa, ho preso l'ultimo castello di poppa, stiamo parlando di un palazzo alto 6 piani. Quindi non è una cosina semplice da realizzare. In ogni caso, questa tendenza a costruire grandi navi potrebbe essere attribuita ad una intenzione degli armatori di investire i loro capitali in navi più grandi in modo da ammortizzare meglio i costi di viaggi più lunghi, probabilmente perché si erano aperti in quegli anni i mercati della penisola iberica, Inghilterra e Fiandra. Tra i pochi storici che si sono occupati del commercio marittimo veneziano del Cinquecento spicca Alberto Tenenti, che nel 1959 pubblicò uno studio sugli atti di cessio rogati da due importanti notai, almeno dal punto di vista marittimo, Andrea Catti e Andrea Spinelli. Gli atti di cessio erano accordi con i quali i mercanti cedevano la proprietà delle loro merci assicurate a favore degli assicuratori stessi, in modo da poter riscuotere il premio assicurativo. Una condizione sine qua non dettata da avvenimenti drammatici quali il naufragio, l'incendio o la cattura da parte di pirati della nave che trasportava le loro merci. Ora, Alberto Tenenti prese in esame un numero relativamente esiguo di protocolli notarili, solo 43, ma quello che fece fu veramente notevole, specialmente per quegli anni, soprattutto perché nel 59 Tenenti aveva 35 anni e nel 1951 aveva vinto un concorso per entrare in Archivio di Stato come archivista. Aveva quindi a disposizione molto materiale, ma ebbe l'intuizione di focalizzarsi su dei dati quantitativi e qualitativi relativi ai traffici marittimi tra il 1592 e il 1609. Un periodo, diciamo così, potremmo chiamarlo di particolare, ecco, non voglio dire di decadenza, ma sicuramente molto particolare. In ogni caso lui compilò 1021 schede, ognuna dei quali registrava il nome dell'imbarcazione, qualsiasi tipo di imbarcazione, dalla piccola alla grande, i nomi degli mercanti che avevano assicurato le merci, degli assicuratori e soprattutto, cosa per noi molto importante, anche il tipo di carico e la quantità. Al di là di queste registrazioni a schede, Tenenti poi fece uno studio
sui materiali, sulle merci, eccetera, che rimane ancora ad oggi un caso isolato. Stiamo parlando del 1959, ne sono passati 60 anni. Quello dei tenenti è un nuovo approccio, quindi, in campo marittimo, quantitativo e qualitativo, cui lui aggiunse anche un'altra novità: la mappatura dei casi studiati, distinguendo le navi e le imbarcazioni di ogni tipo in arrivo e in partenza dal porto di Venezia. Dalla mappa possiamo vedere come la navigazione fosse prevalentemente costiera in Adriatico e del tutto assente, per esempio, nel Tirreno. Dalla mappa invece europea possiamo invece stimare le principali rotte marittime collegando i punti dei naufragi o comunque dei casi segnalati da tenenti e integrandoli con le rotte delle galere che abbiamo visto prima e che sappiamo comunque essere frequentate anche dalle navi. Ovviamente questo non è il quadro preciso delle rotte internazionali delle navi a vela, però era molto più ramificato, però sicuramente ci dà un indizio molto particolare. Ecco, una cosa interessante, come vedete la rotta in Nord Europa prosegue fino in Inghilterra. Ora, nel 1607 i 5 savi della mercanzia denunciano che nessuna nave veneziana ormai frequenta più le coste dell'Inghilterra, cosa che invece nei tempi precedenti avveniva, non dico abbastanza spesso, ma comunque era molto frequentata. Il grande cambiamento che c'è dopo la guerra di Cipro è che nel Mediterraneo stanno entrando sempre più prepotentemente tutte le marine nord europee, comprese anche quella francese, spagnola, portoghese, olandese, inglese, e molti mercanti, soprattutto tedeschi, preferiscono ormai caricare le merci sulle navi fiamminghe piuttosto che attraversare mezza Europa e portarle via terra a Venezia. Un disastro per i commerci veneziani. Ora, le fonti notarili che ha usato Alberto Tenenti, per quanto sorprendenti, non sono comunque prive di lacune, come tutte le fonti documentarie d'altra parte. A questo proposito dobbiamo chiederci ma quanto sono rappresentative dell'intero commercio veneziano le merci assicurate a bordo delle navi e che erano oggetto degli accordi di cessio? In effetti, di solito, le fonti documentarie tacciono riguardo alle merci imbarcate ma non assicurate, così come le merci che l'equipaggio, specialmente gli ufficiali, dal nocchiere al timoniere, al scrivano e soprattutto il capitano, portavano a bordo per i loro commerci, traffici, senza pagare alcun noleggio agli armatori. Questo era uno dei benefit compresi negli accordi di ingaggio, che più che altro erano verbali, non erano quasi mai scritti. Merci che comunque in ogni caso erano caricate a bordo e che non venivano registrate nei libri di carico, nei libri di bordo. Teniamo presente solamente un piccolo dato: il tenente non sa che, perché questo è in un altro documento di un altro notaio, Tenenti non accenna che il genero di Andrea Catti, uno dei 2 notai che lui ha studiato, era un comandante di nave. Aveva sposato la figlia, il comandante, questo patrone, era assolutissimamente analfabeta e siccome fra notai ci si scambiava i favori e comunque non si erogavano mai atti che riguardavano se stessi, ci sono atti di accordi per il trasporto di merci tra Andrea Catti e il suo genero per portare a bordo, senza pagare noleggio ovviamente, quantità notevoli
di merce, non sono cosine di poco peso o di poco ingombro e sicuramente di un certo tipo di valore. Quindi in ogni caso sono società temporanee che avvenivano non solamente in accomandita, magari facendo società tra il marinaio e qualcuno che gli prestava dei soldi, ma addirittura anche lo stesso notaio, uno dei più importanti in campo marittimo. Bene, archiviamo questa parte. In ogni caso dobbiamo ricordare che c'erano anche altri tipi di merce che erano caricate nascoste a bordo della nave, quindi il contrabbando, merci illecite, molto più frequentemente di quello che si possa pensare. Abbiamo testimonianze di carichi a bordo di armi, addirittura cannoni, oppure di denaro nascosto a prua, eccetera. Bene, allora vorrei iniziare questa seconda parte ricordando che gli scavi archeologici di questo relitto veneziano del XVI secolo, a partire dal 2012 fino ad oggi, sono stati diretti dalla professoressa Irena Radic Rossi, del Dipartimento di Archeologia dell'Università di Zara. Una donna, come definirla, professionalmente competente a livello mondiale, però straordinariamente ostinata, tanto da che ha affrontato innumerevoli ostacoli in questi anni, dal 2012 in poi, per finanziare, organizzare, divulgare i risultati degli scavi di un sito estremamente difficile e complesso. Basti pensare alla grandezza della nave. Fondi che vorrei ricordare sono sempre stati di provenienza interamente croata, senza nemmeno un euro di contributo da parte di istituzioni europee o italiane, e fondi che hanno anche consentito di portare avanti 6 anni di ricerche d'archivio. Ora, detto questo, passiamo un attimo a dove è posizionato il relitto. Il relitto si trova a 30 metri di profondità, a ridosso del piccolo scoglio di Gnalic, nelle acque prospicienti Zara Vecchia, l'attuale Biograd Namoru, a sud di Zara, in corrispondenza dell'estremità meridionale dell'isola di Šipan, una delle isole dell'arcipelago delle Incoronate. Gli scavi sono iniziati, breve campagna di scavo, dal 67 sono continuati fino al 73. Dopodiché c'è stato un lungo periodo di inattività, almeno dal punto di vista dell'archeologia ufficiale. Invece sono stati molto attivi, diciamo così, sub che hanno un po' depredato la nave. Dal 2012 fino ad oggi, ricordo che quest'anno, nonostante il Covid, gli scavi sono proseguiti, si è continuato a scavare. Questa è un po' la situazione non aggiornatissima, ma comunque dà l'idea di quella che è la complessità di uno scavo di questo tipo, anche perché c'è un problema stratigrafico, è tutto sopra, e prima di arrivare a questa fase di pulitura ci ne vuole tanto, e stiamo lavorando, e stiamo parlando di lavori fatti a 30 metri di profondità. Guardiamo un attimo quello che è un aspetto di cui si parla molto poco, e cioè sono i contenitori per le merci, cioè botti, barili e cassette. Questo è un ingrandimento del fotomosaico della nave, in cui si vedono delle botti, barili e delle cassette di legno contenenti delle merci. Ne abbiamo di diversi tipi, qui c'è un allestimento museale, però una cosa per noi interessante, per esempio, è che nei fondi di queste botti e barili sono state trovate i marchi o dei mercanti proprietari di questi contenitori e anche quelli che probabilmente li producevano. Sappiamo che le leggi veneziane, per esempio, i barileri erano obbligati a mettere i segni di produzione.
dei loro oggetti. C'è stato trovato anche per esempio un forziere che sicuramente faceva parte del carico, ma più come oggetto personale piuttosto che come contenitore standard di merci. In questo contenitore sono stati trovati cappelli, sono stati trovati questi camicioni di lino e anche altri tipi di mercanzia. Qui vediamo una seta damascata di provenienza veneziana, 54 metri di seta. È un caso, credo, unico nella storia dell'archeologia subacquea. Ci sono documenti, lo stato di conservazione di questo rotolo di seta è stato molto probabilmente conservato in un contenitore. Ora, le fonti sono abbastanza confuse riguardo a questo, però ci sono un paio di documenti che parlano di stoffe stagne. Quindi probabilmente nelle circostanze di trasporti marittimi determinate sete, magari molto preziose, venivano avvolte o inserite dentro dei contenitori particolari. Abbiamo trovato anche tantissimi occhiali, Venezia produce occhiali, non lo sa nessuno, ma Venezia è anche una grande produttrice di, come si potrebbe dire, occhiali usa e getta. C'è un atto, per esempio, in cui dei mercanti ebrei polacchi ordinano a 2 occhialieri veneziani 20.000 paia di occhiali di diverso tipo, ma a costi bassissimi. È un po' come i nostri occhialini che si vanno a comprare in farmacia o dal tabaccario. Ecco. Dopodiché sono stati trovati dei lampadari, dei candelieri da parete smontati di produzione tedesca, e poi tanti oggetti che possono essere gli spegnicandela, in veneziano sono gli smoccoladori, rasoi, vitali, campanelli per i girifalchi, cioè per la falconeria. Gli ottomani erano grandi appassionati della falconeria, tanto che per esempio arruolavano degli olandesi per andare a Costantinopoli a praticare questa attività venatoria. Poi sono stati trovati, ad esempio, tanti spilli che sono in ottone, molto duttili, appuntiti, ma molto molto belli. Ovviamente abbiamo vetri di tutti i tipi, bicchieri, vetri artistici ovviamente, contenitori di ogni sagoma e di ogni forma, tante perline di vetro e anche specchi. Una cosa che riguarda in particolare questo relitto è il rinvenimento di centinaia di rui, cioè lastre rotonde per le finestre. Ce ne sono delle forme standard, diciamo così, ma ce ne sono anche di forme molto lavorate, molto belle. Abbiamo poi anche dei carichi di metalli e di leghe. In questo particolare caso si tratta di verghe di stagno bollate con il bollo di una fonderia pubblica di cui poco si sa, sono il Getto de Stagni. È stata veramente poco studiata questa pubblica fonderia, ma che sappiamo comunque che il suo funzionario o deputato era nominato dal Consiglio di 10. Abbiamo ancora delle lastre e dei rotoli di ottone con dei marchi sconosciuti. Difficile dire se si tratti di segni mercantili o se si tratti di indicatori di peso. Sempre in ottone abbiamo anche delle verghe e delle matasse di fili voluminose
e ne abbiamo anche di molto piccole, come vedete nel metrino la lunghezza di 20 centimetri, e se guardiamo attentamente il dettaglio vedremo che sono matasse di fili veramente sottili, molto interessanti. Parliamo ora dei pigmenti e colori, però vorrei spezzare un attimino questo ritmo ringraziando la dottoressa Caterina Batur per le informazioni e le immagini riguardanti questa parte sui pigmenti e i colori. La dottoressa Caterina Batur ha vinto il premio Women Divers Hall of Fame e si è appena dottorata con il massimo dei voti, quindi i miei complimenti. Bene, parlando di colori, abbiamo tantissime lingotti a forma di cono di BH, carbonato di piombo. Difficile stimare, ma dovrebbero essere molto superiori alla tonnellata come quantitativo finora ritrovato. La BH veniva usato sia come cosmetico, famoso il caso della regina Elisabetta I, che per coprire anche i segni del vaiolo aveva questo make-up di sicuro non molto salutare, anche perché per togliere la BH occorreva un intruglio a base di mercurio, quindi ancora peggio. Però la BH serviva anche per dipingere i muri, lo si usava anche nei colori artistici, eccetera. Poi c'è del cinabro, solfuro di mercurio in forma di minerale, contenuto dentro a dei contenitori abbastanza particolari. Dopodiché abbiamo del mercurio, estremamente tossico, gli archeologi lo recuperano con una siringa e maneggiare per esempio tutti i reperti, soprattutto il legno. Mi sono occupato dei resti lignei del relitto, bisogna sempre maneggiarli con i guanti di lattice perché è estremamente tossico. Dopodiché abbiamo della ocra rossa in grossi quantitativi, erano quelli dentro alle botti che abbiamo visto all'inizio, e del migno in forma sempre minerale. Poi c'è del solfuro di arsenico giallastro, del solfuro di antimonio e della lacca. Io so che Luca avrebbe qualcosa da dire sul termine lacca, ma comunque è pigmento. Notate per esempio la grandezza veramente ridotta di queste palline di pigmento, sono state trovate circa una trentina. Bene, a fianco degli scavi archeologici nel 2012 è stata lanciata anche una ricerca d'archivio. Ora io mi limiterò ad alcune cose molto sintetiche e essenziali, perché la vicenda è estremamente complessa, sono venuti fuori centinaia e centinaia di documenti che illustrano non solamente la vita di questa nave, ma soprattutto quella dei personaggi che in un qualche modo sono collegati ad essa, sia in ambito, diciamo così, locale veneziano, ma anche in ambito internazionale. È talmente complessa che occorrerebbe molto più tempo di quello che ho a disposizione per parlarvi più approfonditamente. Quindi mi limiterò ad alcune cose. In ogni caso, all'inizio, nel 2012, eravamo partiti con l'obiettivo solo di confermare l'identità del relitto, che era già stata supposta da un altro studioso, Gasparetto, uno storico dei vetri, che aveva trovato tra le poche carte che aveva consultato, era stato abbastanza fortunato perché in 78 km di scafalature di documenti trovare l'ha fatta molto mirata la ricerca, ma comunque diciamo così che l'ha azzeccata. Però serviva una conferma, anche perché in archeologia identificare un relitto è sempre estremamente problematico.
Dunque, la storia di questa nave, dai documenti, risulta che 18 aprile 1567, un venerdì, davanti al notaio Francesco Regno, il quale teneva banco all'ombra del campanile di San Marco, 3 nobili veneziani, Benedetto d'Alesse, Lazzaro Mocenigo e Piero Basadonna, fondarono una società per la costruzione di una nave. Davanti al notaio dicono una grande nave, non sanno bene esattamente grande quanto, ma comunque in ogni caso cominciano a a fondare la loro società. Nelle loro intenzioni la nave avrebbe dovuto navigare lungo le rotte commerciali di Ponente in direzione della costa della penisola iberica, delle Fiandre e dell'Inghilterra. Un'avventura che in passato Benedetto d'Alesse e Piero Basadonna avevano già intrapreso insieme con risultati disastrosi, perché nel 1564 la loro nave, la Santa Maria degli Angeli, era naufragata nelle acque di Lisbona. E adesso ci riprovavano con un altro socio, appunto con Lazzaro Mocenigo. Poi vediamo perché Lazzaro Mocenigo e non altre persone. Subito dopo aver rogato l'atto di fondazione della società, il notaio redige l'atto per l'acquisto dei legnami di rovere che sarebbero dovuti servire per la costruzione della nave. Questo stiamo parlando del 18 di aprile. Ora, io ho fatto un documento abbastanza dettagliato, ce ne sono altri documenti di questo tipo, ma quello che mi interessa sostanzialmente evidenziare è che stiamo parlando di una nave, sicuramente come tipologia, una delle più grandi navi veneziane dell'epoca. Talmente grande che una nave da 100 botti superiore, quindi da 750 più o meno, 800, le misure sono sempre molto da prendere con le molle, venne inserita nella flotta della Grande Armada come nave ammiraglia perché era la più grande della loro flotta, almeno di una certa squadra. Però quello che mi interessa è far capire che stiamo parlando di legname di rovere di circa 540 metri cubi di rovere, una cifra sicuramente molto elevata. E se li dovessimo mettere uno a fianco all'altro, uno davanti all'altro, parleremo di 5,8 km, 6 km circa di legname, per un prezzo in questo caso abbastanza basso, cioè 854 ducati. Ora, quello che abbiamo scoperto analizzando la struttura della nave e anche i documenti d'archivio, ci siamo accorti che esistevano due metodi impiegati dagli armatori e dai costruttori. Il primo sistema era quello di comprare i tronchi di legno, come in questo caso. Pagavi meno all'inizio, però poi era tutto da lavorare. E noi non conosciamo esattamente i prezzi per segare il legno, eccetera. Dopodiché andavano messi in acqua salsa almeno per parecchi mesi, quasi un anno, prima di poter essere poi tolti dall'acqua, essiccati e cominciati a lavorare. Perché bisogna, nell'acqua salsa, perché bisogna toglierli e purarli e facendo così si evita l'attacco di parassiti una volta seccati. Ma c'era un altro sistema, e l'altro sistema era quello di ordinare non i tronchi, ma era quello di ordinare nel bosco d'origine i pezzi tagliati esattamente come voleva il maestro d'ascia. In questi casi si preferiva mandare direttamente il maestro d'ascia nei boschi a scegliere il legname e a seguire tutto il processo di taglio. In questo caso il prezzo è molto più elevato, stiamo parlando di più o meno 3.000-3.500 ducati. Perché? Perché i costi diciamo così, sono più elevati perché c'è un processo di lavorazione a monte con un grande scarto.
Mentre invece quello che abbiamo visto su questo relitto è che questo maestro d'ascia, che era originario di Curzola, ha preferito comprare i tronchi e di utilizzarli al massimo. Quindi ha avuto un costo inferiore, però ha fatto un lavoro veramente da certosino, di incastro, utilizzando tutti i legni, cosa che invece nell'altro sistema non si faceva perché si ordinava il pezzo esattamente sagomato e arrivava in cantiere già sostanzialmente pronto, ecco, più o meno. Successivamente, durante la costruzione, il 22 marzo e il 7 luglio del 1569, i tre armatori chiedono e ricevono 2 sovvenzioni dal governo per la costruzione della loro nave. In totale sono 2.700 ducati. Una sovvenzione molto più alta di alcuni decenni prima, perché i prezzi nel frattempo sono aumentati e i costi di costruzione anche, eccetera. Però quello che voglio far notare è che ricevono 2.700 ducati. Il costo complessivo della nave più o meno è qualche cosa superiore ai 30.000 ducati, quindi stiamo parlando di una cifra molto bassa che lo Stato dà agli armatori. Io ho tentato, attraverso documenti, di ricostruire un attimo l'elenco dei costi e della loro percentuale di incidenza sul valore totale per la costruzione di una nave di queste dimensioni. Quindi abbiamo della materia prima, che sono per esempio il rovere, ecco che vedete c'è scritto 3.500 ducati, mentre invece nella tabella che vi ho fatto vedere prima era di 850. Però è da tenere presente che questi 3.500 i pezzi arrivano già presagomati, almeno comunque sgrossati, mentre invece nell'altro caso i pezzi devono essere tutti lavorati e quindi abbiamo un costo, laddove risparmiamo probabilmente in costo di produzione, abbiamo poi in costo di lavorazione. Qual è il grosso vantaggio? Il grosso vantaggio è che gli armatori, siccome la costruzione della nave dura più o meno 2 anni circa, diluiscono l'investimento poco alla volta e non si trovano a dover affrontare immediatamente uno sborso di capitale di una certa entità. Dopodiché abbiamo per esempio l'artiglieria e siamo intorno al 19%, grossolamente, anche qui ci sono diversi casi in cui si potrebbe anche risparmiare. Poi c'è il costo del lavoro. Questo è interessante perché i maestri d'ascia costano più o meno 2.000 ducati. Poi ci sono i calafati e ci sono anche i facchini, i bastasi, che portano sempre avanti e indietro le merci. Un 12% rispetto al costo totale, però siamo in circa 3.000 ducati, grosso modo. Ora, se vi ricordate, lo Stato dà agli armatori 2.700 ducati nel giro di poco tempo. Il mio sospetto, anche se non comprovato, è che lo Stato fosse più preoccupato di fornire agli armatori i soldi per pagare le maestranze e quindi di tutelarli in un certo modo. Poi se l'armatore con il proprio rischio imprenditoriale non riesce a comprare abbastanza legname o abbastanza ferro, eccetera, o comunque a corredare, a finire la nave, beh, questi sono affari suoi. Se fallisce, se ce la fa o se non ce la fa. Però in ogni caso quei soldi potrebbero servire per coprire le spese degli artigiani che hanno lavorato alla nave. Dopodiché abbiamo gli equipaggiamenti vari, eccetera, e poi anche, ad esempio, c'è scritto anche il vino. Beh, il vino era un benefit per gli artigiani che lavoravano alla costruzione della nave, veniva dato gratuitamente, però aveva un costo. Alla fine abbiamo circa 32.000 ducati di costo. Stiamo parlando di un periodo dove c'è un aumento dei costi veramente importante.
Ora, abbiamo trovato su relitto alcuni pezzi di artiglieria con diversi stemmi, con diversi simboli. C'è una C, per esempio, e c'è un altro simbolo. Molto velocemente, in archeologia ovviamente non è che si può identificare immediatamente il pezzo d'artiglieria, al limite si può dire può essere l'origine, la produzione, ma non si può essere talmente precisi da individuare anche il fonditore. Però in questo caso dai documenti d'archivio è risultato che il fonditore Niccolò di Conti produsse i pezzi di artiglieria di questa nave. Il metallo fu consegnato dagli armatori stessi e lui provvide solamente le costi di fusione. Dopodiché abbiamo quest'altro tipo di artiglieria che per noi è importante per una ragione che dopo vedremo. In ogni caso abbiamo un simbolo abbastanza complesso dato da un Nettuno con un Giglio di Francia, Nettuno con col forcone, poi abbiamo un'aquila bicipite e abbiamo un simbolo, un segno mercantile PMN. Dalle ricerche d'archivio è nata l'ipotesi che l'aquila bicipite potrebbe essere appartenuta alla famiglia Basadonna, PMN Pietro Memo Quondam Niccolò, e il Giro di Francia appartenesse alla famiglia, potrebbe essere appartenuto alla famiglia Bon. Ora, la famiglia Bon, i Mocenigo e i Basadonna sono imparentati in un qualche modo fra di loro. Questo per noi è interessante perché non è un caso, è un caso sicuramente già noto che vi fossero delle linee consanguinee di parentela fra i vari soci delle varie. Adesso guardiamo una roba che mi interessa. Scusate. Ecco, dal documento d'archivio è saltato fuori che nel 57 e nel 58, scusate, Alessandro Bon, con le fideiussioni di Pietro Memo, Quondam Niccolò e Piero Basadonna, Quondam Giovanni, chiedono un prestito per la costruzione della nave. Quindi è possibile che nel momento in cui la nave Lezza Mocenigo e Basadonna venne costruita, essendo già passati più di qualcosa come 10 anni, che più o meno è la vita media di una nave tra i 10 e i 12 anni, con dei rarissimi casi intorno ai 14, i cannoni fossero stati poi sbarcati e imbarcati a bordo della nuova nave, come contributo anche di Piero Basadonna alla società. Ora, costruita la nave, nel 1570 è pronta a partire, il Senato però la noleggia per trasportare truppe a Creta, scoppia la guerra e la nave si trova incastrata in questo evento bellico e ovviamente non può più partire come sognavano i suoi armatori, che tra l'altro avevano comprato molte merci che dovettero sbarcare nei vari magazzini, avendo un danno economico, ma un po' come tutti gli altri armatori dell'epoca. Ai primi di luglio del 71 la nave viene inviata a Corfù con un contingente a bordo di 500 soldati e per un caso sfortunato presso l'isola di Saseno, davanti al Golfo di Valona, c'è una bonaccia. Proprio in Golfo di Valona c'è l'intera flotta turca con 300 vele, il combattimento dura 12 ore e la nave viene catturata. Chi inizia la parte turca è Ulucciali, che poi conquista la nave e la cattura. Qui si innescano tutta una serie di eventi incredibili riguardanti per esempio un famoso condottiero, un ragazzo che poi viene catturato, portato a Costantinopoli, però ripeto, non c'è molto tempo per raccontare queste cose veramente incredibili riguardanti questa nave. La nave quindi cade nelle mani di Ulucciali, rimane per 10 anni come sua preda e
poi viene comperata da Odoardo da Galliano, che è un carazzaro, cioè è un mercante che paga le tasse, il Carasi, al sultano, quindi è un suddito del sultano, e la compra per sé, però lui è in società fraterna con uno zio Domenico che abitava a Venezia, vicino al Ponte dell'Agnolo, anche lì mercante. Teoricamente la nave, dopo 10 anni venduta ad un non suddito veneziano, perde la propria natura giuridica, però fanno tutti finta di niente, il bailo compreso, autorizzano l'acquisto e che la nave venga riconosciuta come nave veneziana. La nave parte nel 1582, nella primavera, probabilmente riarmata dopo che aveva sbarcato l'artiglieria di Lucialì, e nel giugno dell'83, tra il giugno e l'ottobre dell'83, molti mercanti, come dai contratti di cessio appare, caricano le loro merci. Non ultimo il Senato, che fa caricare a bordo della Galliana 5.000 rui, i vetri delle finestre, quelli che abbiamo trovato sul relitto, oltre ad alcune broccati destinati alla sultana madre in Urbano. Da un documento, l'8 di novembre, sappiamo che la notizia del naufragio circola già a Venezia, anche se non si sa bene in quale punto, in prossimità dell'acqua di Zaravecchia, però successivamente c'è un documento che ci illustra l'esatto punto del naufragio, e cioè nelle acque di Porto Chiave, l'attuale Zaclopisa, Cove, spero di averlo pronunciato bene, esattamente qui, a poco più di 2 chilometri da dove effettivamente è la nave. Sapute le notizie del naufragio, i mercanti e gli assicuratori si muovono immediatamente per procedere alle operazioni di recupero che cominciano in pieno inverno, e alla fine di dicembre si recupera la cassa dello scrivano e dentro si trovano un certo numero di sacchetti di denaro in contante e altri 2 sacchetti pieni di gioielli. Sono smeraldi del Perù, sono diamanti, sono rubini, il tutto viene portato a Venezia per la stima e con un valore stimato dai periti di circa 7.000 ducati. Ora, quello che è interessante è che questi gioielli non erano registrati nei registri di bordo, quindi erano, tra virgolette, nascosti. Non tanto per non pagare i dazi, eccetera, ma quanto perché il proprietario, uno dei proprietari, Guglielmo Hellman, un altro era Salomon Rigola, un altro famoso gioielliere, avevano preferito consegnarli direttamente allo scrivano che li mettesse nella sua cassa, piuttosto che registrarli sul libro di bordo come carico, perché avevano paura dei pirati. La prima cosa che facevano i pirati ai corsari era quella di guardare i registri di bordo e verificare che merci preziose potevano rubare. Io per il momento non ho più tempo e chiuderei qui, anche se la storia di questa nave e degli uomini è estremamente affascinante, complessa, dove c'è di tutto: tradimenti, furti, imbrogli, cose belle e cose buone, per l'amor di Dio. Maggiori informazioni le potete trovare su YouTube, su Facebook. Abbiamo fatto ovviamente determinate pubblicazioni. Recentemente è uscito un libro sul relitto, in croato ovviamente, con delle bellissime app che fanno vedere all'interno del libro, si aprono e ci sono tutti i video degli scavi. È stato pubblicato e speriamo di riuscire a pubblicarlo anche in una versione inglese a breve. E l'anno scorso Alessandro Marzomagno ha voluto scrivere un articolo ricordando questa nave, che comunque è veneziana, ma è completamente sconosciuta al pubblico veneziano. Io finirei qui. Vorrei solamente fare un piccolissimo inciso alla finale. Ci siamo lasciati dopo la prima parte riguardante il libro di tenenti
facendoci una domanda, e cioè la domanda è: ma i contratti di cessio studiati da tenenti e quel poco che sappiamo in linea generale corrispondono effettivamente al volume o all'entità e alla natura, alla quantità degli scambi mercantili veneziani? La risposta è no, sicuramente. Le fonti sono sempre comunque lacunose per natura, e anche perché, ad esempio, nel 1577 scoppia un incendio nella Cancelleria Ducale e in un attimo è sparito il 90% di tutti gli atti notarili, 80% circa, abbiamo fatto i conti non molto tempo fa, di tutti gli atti notarili del 500. E quindi questi dati vanno integrati con altre fonti, non solo d'archivio, quindi le corti di palazzo, quelli di giustizia, i procuratori di San Marco, tante altre fonti, ma vanno anche integrate con il dialogo con altre discipline. Ecco che quello che diceva il professor Luca Molà all'inizio, che io negli ultimi 20 anni mi dedico al dialogo tra le fonti storiche e le fonti archeologiche, intendo proprio questo, perché le due discipline sono un po' come due terrapiattisti, ognuno che sta da un lato della terra piatta e pensa di essere l'unico fortunato a stare in piedi, mentre quello di sotto sta sempre con la testa a penzoloni, o due facce di una stessa moneta, fanno sempre parte della stessa moneta, quindi la stessa disciplina storica, eccetera, uno studia l'evidenza materiale, gli archeologi, e l'altro il documento storico, ma le due discipline raramente si parlano e si integrano. In questo caso, grazie a Irena Radic Rossi, che ha una visione fortunatamente illuminata sul contesto storico di un relitto, è stato possibile fare 6 anni di ricerca, e credo che quello che abbiamo trovato effettivamente sia molto utile non solo all'archeologia, ma soprattutto anche alla storia. Grazie molte.